Presidente Conte, Movimento 5 Stelle, dico l'uomo del giorno perché vogliamo capire esattamente che cosa accade in città e se è possibile alla fine trovare un accordo tra PD e 5 Stelle, magari anche con un candidato terzo, diverso dai due che oggi sono in campo. Vai Ludovica col tuo ospite, che saluto e ringrazio. Sì, Presidente, volevamo appunto chiedere se la pratica, diciamo, è chiusa sul candidato comune oppure ci sono ancora delle possibilità. Ma guardate, alla luce della seconda inchiesta giudiziaria sull'inquinamento del voto, sul voto di scambio, che rende la situazione molto più seria, noi abbiamo detto che non possiamo far finta di nulla, non possiamo celebrare delle primarie come se nulla fosse. Ma dico il vero, già mercoledì scorso avevo avvertito la segretaria Schlein che se ci fossero state nuove inchieste per noi sarebbe stato un problema far finta di nulla. Quindi ieri nulla di nuovo, peraltro ho avvertito anche ieri ancora una volta la segretaria Schlein prima di chiarire le nostre determinazioni, le primarie non si possono svolgere. E a questo punto dico, il candidato La Forgia non indicato da noi, della società civile, un candidato che una realtà civica ha proposto da tempo nei mesi scorsi, autorevole, serio, competente, perché non può essere candidato sindaco? Quindi lei dice no ad un'ipotesi di un candidato terzo. Il PD, in tutti i mesi scorsi, al PD ho chiesto ditemi una ragione ostativa per cui La Forgia non può essere sindaco. Non mi hanno saputo dare una ragione ostativa e hanno preferito indicare Leccese, dopo tanti ragionamenti interni, che il capo di gabinetto, persona per bene, ma capo di gabinetto della giunta uscente, in assoluta continuità amministrativa. Secondo me a Bari occorre un segno di rinnovamento e questo rinnovamento è La Forgia. La Presidente Schlein ha reagito dicendo che il vostro gesto di ieri è stato sleale, quindi parole anche molto dure. Ci saranno anche conseguenze sull'alleanza a livello nazionale? Allora, le conseguenze ci sono se il PD continua a parlare di slealtà da parte nostra, perché è veramente una cosa offensiva che respingo al mittente. Ho già detto che questo ragionamento ho chiamato io mercoledì scorso la segretaria Schlein. Sono stato una mezz'oretta a spiegare che rischiavamo di andare incontro a un disastro con queste primarie. Ho spiegato che non ci saremmo stati se fossero venute fuori nuove inchieste come è stato. Essere accusato di slealtà significa che il PD non ha rispetto delle persone con cui lavora, dei partiti e forze politiche con cui lavora. Quindi se loro hanno questo modo di ragionare e non ritirano le accuse di slealtà, mi rendo conto che si diventerà sempre più difficile lavorare col PD. Il PD non può pretendere che noi che eravamo all'opposizione a Bari oggi si debba sottoscrivere tutto quello che viene dal passato. Noi vogliamo un rinnovamento, siamo per presidi di legalità, presidi anticorruzione. Se il PD è disponibile a fare un nuovo percorso senza buttare a mare assolutamente l'esperienza passata, di cui noi non parliamo male, va bene. Se dobbiamo essere accusati di slealtà ne prenderemo atto. Quindi lei dice o La Forgia non se ne fa nulla. Questa è tertium non datur, Non riesco a capire perché oggi in un contesto così contaminato abbiamo una personalità civile che non è la nostra, non è stata indicata da noi. Ditemi perché non va bene, perché è una personalità forte, competente. Sì, ma Conte, qualcuno dice Vito Leccese. La città è autorevole. Vito Leccese, c'ho qui la foto. Vito Leccese non è in alcun modo compromesso con nessuno degli scandali che sono scoppiati, scandali gravi, che sono scoppiati in queste ore in città. Vito Leccese è una persona per bene, perché deve pagare lui colpe di altri? Ma guardi che è una persona Leccese, io Vito Leccese non lo conosco come non conoscevo La Forgia, Michele La Forgia prima. Non ho mai detto che Vito Leccese non è una persona per bene, anzi ho detto prima che sarà una persona per benissimo. E allora che colpe paga? Il capo di gabinetto della giunta uscente è forse un segnale di rinnovamento, lo vogliamo dare? Beh, però questo valeva anche prima delle inchieste, dice, allora. Direttore? No, direttore Mentana, io sono, come dire, un umile servitore della vigna del Signore. Ma in realtà, comunque grazie, magari un domani. Vito Leccese, in realtà, che colpe paga? Quella che è scoppiata questa inchiesta giudiziaria? Cioè, perché porre oggi il tema del no alle primarie? Scusate,
scusate, chiaro perché. l'altro ieri c'è stata una nuova inchiesta, se leggete le carte che sono state anticipate sono abbastanza eloquenti. Uno, due, siamo alla seconda inchiesta, tre, c'è un commissario nominato per l'AMTAB, l'ha partecipata. Voglio dire, il Movimento 5 Stelle non volge la testa dall'altra parte, è una situazione questa molto compromessa, contaminata, denunciata da mesi, prima ancora delle inchieste. Cioè, quindi i voti del PD vanno bene per votare la Forgia, ma non per fare una sfida tra Leccese e la Forgia. Cioè, vorrei capire il punto. I voti del PD vanno bene in alleanza. Sta parlando? Parenzo, sono sempre io. No, guardi, dottor Parenzo, ascolti, la nostra asticella è molto alta, che dia fastidio o meno, poi ce ne faremo una ragione, se a lei dà fastidio la nostra asticella alta. No, io chiedo. Noi andiamo in coalizione, eravamo all'opposizione, mi faccia finire, scusi, eravamo all'opposizione, abbiamo detto che siamo disponibili sempre e comunque a lavorare anche in coalizione, su determinati presupposti, però mi sembra che alla luce di questa doppia inchiesta giudiziaria si sta allargando una situazione di compromissione che ci spinge a essere ancora più prudenti, e su questo lei non ci può contestare alcunché. Ma anzi, perché una scelta, l'asset della legalità e della lotta contro la corruzione è un asset del movimento su cui nessuno si può permettere di dire bah. Sì. Io le ho fatto semplicemente la domanda perché le ho girato l'obiezione che qui viene fatta, e cioè Leccese, il candidato... E le ho risposto. Quindi c'è un problema, lei dice, del Partito Democratico in quel territorio, perché le inchieste sono talmente gravi che in qualche modo investono tutto il PD. Questo lei sta dicendo. Esageriamo. No, questo giustamente lo sa. Poi scusate, dovete aggiungere un'altra cosa. Se avete seguito bene la vicenda di Bari, c'è anche un altro passaggio che è stato molto delicato. Perché noi primarie non ne facciamo mai, quindi ci troviamo dall'opposizione ad aver accettato, perché il PD era fermo sul Leccese, ad aver accettato delle primarie che normalmente non facciamo mai. Dopodiché, quando siamo messi a discutere sulle regole, il PD è stato irremovibile. Le primarie si fanno con le nostre regole. L'unica cosa che abbiamo chiesto a quel punto è almeno facciamo una pre-registrazione per controllare meglio che non ci siano voti dell'ultimo minuto incontrollabili, persone che passano lì per caso a Bari, dalla Bari Vecchia. Il PD è stato irremovibile su questo. Mi sembra chiaro. Il PD è stato irremovibile su questo? Assolutamente no. Si vota fino all'ultimo secondo chiunque passa dal seggio, dai gazebo, eccetera. Abbiamo a questo punto dichiarato, benissimo, non ci possiamo assumere la corresponsabilità di gestire queste primarie, il PD le organizza e se ne assume la responsabilità. Ci siamo adattati a partecipare alle regole delle primarie del PD. Ieri, l'altro ieri, quest'ulteriore inchiesta, a questo punto basta, grazie, primarie non se ne fanno. Chiaro, mi pare una posizione chiarissima, interessante. Sono stato chiaro? Molto, molto, grazie anzi. Molto chiaro, ma non giusto. Molto chiaro. La Bompiani, questa non sono io, La Bompiani che la salute aveva una che... Però grazie Conte, no, è stato chiarissimo. Dice anche